Alcuni americani credono che la pizza sia nata negli Stati Uniti. Ma sono cose pazze, ma vi rendete conto? La pizza è nata a Napoli, è nata nei vicoli della città antica e soprattutto a Napoli è nato il concetto di pizzeria, di pizzaiolo, perché in un primo tempo la pizza era un sottoprodotto della panificazione. Si faceva un pane, avanzava un po' di impasto, si schiacciava e si faceva una pazzella per mangiare. A Napoli nasce a fine Ottocento il concetto di luogo dove si mangiano e si preparano esclusivamente pizze, la pizzeria, nasce il pizzaiolo e meno male che l'arte del pizzaiolo napoletano è protetta come patrimonio mondiale UNESCO. La fantasia dei pizzaioli napoletani è straordinaria, i nomi delle pizze ormai hanno raggiunto una numerosità enorme, però ci siamo mai chiesti quali sono le pizze antiche, proprio le prime pizze che si realizzavano a Napoli nei secoli scorsi. Oggi la pizza standard, la pizza napoletana, quando non si sceglie in qualche modo, diciamo la verità, è la pizza margherita, quello con i 3 colori della bandiera italiana, ma quella nasce solo a fine Ottocento con la regina Margherita quando venne in visita a Napoli, anche se questa cosa è contestata. Però fra le prime pizze strutturate forse possiamo annoverare una pizza che si chiamava Amastunnicolo, che era fatta col pecorino, con la sugna, forse con qualche cicolo, cioè sulla pizza si metteva quello che c'era, poi si aggiunse anche il pomodoro, quando a fine Settecento il pomodoro entrò nella cucina napoletana e a diventare la pizza Pummarolo, Nzogni e Formaggio. Sulla pizza forse si mettevano i pesciolini, si metteva la fravaglia, la mazzamma, la paranza, i cicenil, insomma, quindi i bianchetti. Sulla pizza si mettevano le verdure, la scarola, si mettevano i friarielli e forse che i friarielli, il broccoletto napoletano, sapete che a Mortolo Ferrarilli è casa Ciccio, quindi si mettevano dei pezzi di carne, forse dell'interiore, quando la pizza era un alimento povero e nacque quindi la carrettiera e si chiamò carrettiera la salsiccia e friarielli perché i conduttori delle carrette, insomma, i vatacar necessitavano di pranzi sostanziosi, ecco, salsicce e friarielle. Ma la pizza più amata dal popolino, dal popolo dai marinai del porto, dai marinai di Santa Lucia, era la pizza che era fatta solamente con l'olio, il pomodoro, l'aglio e l'origano. Insomma, era la pizza a marinara, quella che ti fa sentire proprio il sapore del pomodoro. Secondo una leggenda, questo tipo di pizza era quella amata dai marinai, quindi la pizza alla maniera dei marinai, la pizza alla marinara. Oppure un'altra ipotesi era per esempio che questi erano gli unici poveri ingredienti che si potevano portare a bordo, quindi in qualche modo scendendo a terra c'era solo questo per realizzare in qualche modo una pazzella. Si narra che c'era un pizzaiolo nel porto di Napoli che faceva la pizza solo olio e pomodoro e qualcuno disse e insaporiscono poco, allora lui pensò di aggiungere l'aglio fresco e l'origano. Insomma, le leggende sono tante. Fatto è che questo tipo di pizza divenne la pizza più popolare a Napoli nell'Ottocento, tant'è vero che la pizza alla marinara era la pizza standard dell'epoca, quando non c'era ancora la possibilità di aggiungere ingredienti che erano insomma ricchi come la mozzarella, la provola. La pizza alla marinara era talmente la pizza standard, la pizza in assoluto, che quando si cominciò a preparare anche la carne con i medesimi ingredienti, quindi con l'aglietto, con l'origano e col pomodoro, si chiamò quel tipo di ricetta, quella carne, fatta alla maniera dei pizzaioli, a carne a pizzaiola. Ed ecco quindi qual è la connessione fra la pizza marinara e la carne alla pizzaiola. Insomma, evviva la pizza napoletana, evviva la pizza marinara, evviva la carne alla pizzaiola.